Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Mister Andrea Pirlo. Come sempre vi chiedo di fare una domanda per testata. Prima di iniziare con le vostre domande lascio la parola a Mister Pirlo. Sì, prendo la parola io perché così parlo adesso della cosa successa l'altra sera e così poi non ne parliamo e pensiamo alla partita. Per quanto riguarda la serata dell'altra sera, i 3 giocatori coinvolti non sono convocati per la partita di domani e quindi riprenderanno a lavorare poi col tempo, vedremo quando. Quindi da adesso in poi parliamo della partita e non voglio più avere a che fare con questo discorso perché ne abbiamo già parlato abbastanza. Grazie. Iniziamo con Enrico Zambruno di Juventus TV. Buongiorno mister. Le chiedo come deve affrontare il derby domani la sua Juve dal punto di vista dell'approccio e poi una considerazione sul Toro, come e se secondo lei è cambiato da Giampaolo a Nicola. Grazie. Sì, il Toro è cambiato perché sono 2 allenatori completamente diversi, vedono il calcio in modo diverso, giocano con moduli diversi, quindi è una squadra con un altro atteggiamento, che le squadre di Nicola hanno un'impronta ben precisa, ha fatto bene negli scorsi anni con le squadre che ha allenato, quindi sappiamo bene quello che andremo a trovare domani in campo. Noi dovremo affrontarla con grande rabbia perché dopo la sconfitta col Benevento abbiamo grande voglia di rivalsa, in più è un derby, quindi il derby va sempre giocato con grande aggressività e con grande voglia di vincere. Davide Bernardi, DAZN. Buon pomeriggio mister. Dopo la Fiorentina, un'altra sconfitta in casa, ci fu un confronto molto bello, quel che avete raccontato voi, appunto fra tutto il gruppo squadra per ripartire diciamo con qualche certezza in più. Io le chiedo se anche in questo caso, prima di una partita così importante come il derby, se c'è stato un confronto del genere e che cosa è venuto fuori, diciamo. No, non c'è stato perché i giocatori sono arrivati solo ieri e non tutti utilizzabili a causa del Covid, quindi c'è stato modo di parlare con tutti, però singolarmente, a parte per il discorso fatto ieri per i fatti successi, però non abbiamo affrontato altri argomenti. Sappiamo l'importanza della gara, sappiamo di quello che è successo nelle settimane precedenti, quindi avremo modo domani tutti insieme di affrontarla al meglio e di parlare anche prima della partita. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno. Volevo sapere, visto che prima della partita col Benevento si parlava appunto di vincerle tutte e vedere come andava, le chiedo se adesso, con la classifica che vede l'Inter a 10 punti con lo stesso numero di partite e la lotta Champions un po' complicata, le chiedo se è cambiato l'approccio e se invece di pensare alla rimonta sull'Inter pensate anche a guardarvi alle spalle. No, l'approccio non è cambiato perché l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite. Si gioca per cercare di vincere tutte le partite e poi vedere cosa succede sia davanti che dietro, però l'obiettivo nostro è giocare partita per partita e cercare di fare più punti possibili, però guardiamo partita per partita perché l'obiettivo adesso è la partita di domani, vince quella di domani, poi pensare a quella successiva, però il nostro obiettivo non cambia. Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Sì, buongiorno Andrea, volevo capire anche dal punto di vista tuo personale, se non ti sei stufato di dire ogni volta bisogna ripartire, bisogna mettere da parte quello che è successo, ricominciare, perché l'hai detto un sacco di volte quest'anno. Ma mi sono stufato, ma bisogna dirlo perché quando ci sono delle sconfitte bisogna andare avanti, non è che si può rimanere indietro, quindi bisogna voltare pagina, cercare di migliorare e cercare di farlo al meglio, quindi tutte le volte che c'è una caduta c'è sempre una grande salita e quindi adesso siamo pronti per prenderla. Passiamo a Guido Vaciago di Tuttosport. Andrea, buongiorno. Volevo chiederti questo, hai parlato di rabbia riferendoti alla sconfitta col Benevento e prima hai spiegato anche la tua decisione riguardo a quello che è successo l'altra sera. Come credi che affronterà la squadra psicologicamente? Credi cioè che ci possa essere una reazione di orgoglio, di dimostrare che la Juve è un'altra cosa rispetto a quello che è stata
in campo e fuori negli ultimi 10 giorni. Sì, no, ci sarà grande orgoglio perché una squadra composta di campioni che hanno affrontato magari già momenti come questi, e quindi è normale che non stiano a guardare e non gli piaccia perdere questi tipi di partite. Quindi avranno grande voglia di rivalsa, di mostrare che sono un gruppo fantastico, un gruppo composto da grandi giocatori e che possono fare sicuramente meglio durante le partite. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buon pomeriggio mister, le chiedo come sta Alessandro e se può partire dall'inizio, grazie. Sì, Alessandro sta bene, ha recuperato dall'infortunio, ha avuto modo di allenarsi insieme agli altri 5 in questi giorni, quindi è uno dei pochi che non ha avuto problemi e si è potuto allenare regolarmente. Nicola Gallo, Videogruppo. Mister, buongiorno. Volevo chiedere proprio in virtù di quello che ha detto adesso se invece anche Danilo, proprio in virtù anche delle scarse disponibilità in alcuni settori del campo, potrebbe essere un jolly da rigiocare qualche metro più avanti del solito nel mezzo. Sì, no, Danilo è anche lui a disposizione, adesso aspettiamo come da protocollo gli ultimi tamponi e domani mattina vedremo chi avremo a disposizione definitivamente, però Danilo sì, è un'opzione sia in difesa che a centrocampo. Passiamo a Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Mister, buongiorno. È stata una stagione complicata per tanti motivi, in campo con errori in campo e fuori dal campo come questo. Tornando indietro, essendo il suo primo anno da allenatore, nonostante lei abbia vissuto tanti spogliatoi in passato, c'è qualcosa che farebbe diversamente, ad esempio alzare la voce qualche volta in più con i giocatori per evitare situazioni come questa, oppure rifarebbe tutto allo stesso modo? Grazie. Ma diciamo che non ci siamo fatti mancare niente quest'anno, quindi abbiamo avuto un po' di tutto, però non è quello il motivo di alzare la voce al di fuori del campo, perché fuori sono liberi di fare ciò che vogliono nei limiti, nelle regole, e quindi è sempre stato fatto questo. Giocatore alziamo la voce quando è in campo e quando bisogna fargli capire certe cose, poi al di fuori sono grandi e vaccinati e quindi è giusto che possono fare quello che vogliono nel rispetto delle regole, però è sempre stato così da quando giocavo io ad adesso. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, volevo chiederle come ha ritrovato Ronaldo dopo la nazionale e se ancora arrabbiato per il gol che non gli hanno convalidato contro la Serbia. Grazie. No, sta bene. Era arrabbiato perché giustamente diceva che in delle competizioni così importanti come le qualificazioni mondiali la VAR e il giudice di linea devono essere presenti, perché sono partite talmente importanti che possono avere un'importanza totale per la qualificazione, quindi è normale ed è giusto che siano presenti, però per il resto è tranquillo ed è sereno. Luca Cavallero, Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio mister. Volevo chiederle se dal suo punto di vista Bernardeschi è congeniale anche nel ruolo in cui è stato impiegato in nazionale, se è stato convinto appunto dalla sua prestazione in particolar modo mercoledì sera, e poi quanto sono importanti per lei all'interno del gruppo Buffon e Chiellini e se auspica una loro permanenza anche la prossima stagione. Grazie. Ma adesso siamo ancora in questa stagione e quindi è normale che noi pensiamo a questa. Loro sono 2 giocatori della rosa e sono importantissimi come lo sono sempre stati, però è giusto che io mi basa su quello che vedo e sul presente. E Bernardeschi, come avevo detto già altre volte, secondo me è un giocatore che può fare sia il terzino che l'esterno di fascia, quindi poi con noi gioca in un modo, in nazionale gioca in un altro, però secondo me le sue caratteristiche sono quelle da esterno, sia basso che alto. Emanuele Gamba, La Repubblica. Ciao, buon pomeriggio. Volevo solo un chiarimento sul discorso delle punizioni ai giocatori, se le hai decise tu o se le hai condivise su decisione della società, e poi se questo non è forse un segnale di una minore compattezza, di una minore serietà generale del gruppo in queste ultime stagioni rispetto agli anni migliori, quelli in cui giocavi anche tu. La decisione l'ho presa io, la società
ha fatto il resto prendendo le proprie decisioni, però quando si prendono queste decisioni le prendiamo insieme, però per quanto riguarda la parte tecnica ho deciso io. E sono sempre successe in tantissimi anni queste cose, è normale però che vengano fatte quando si possono fare e quando non si possono fare. Questo non è il momento per quello che sta succedendo nel mondo, non solo per quello che sta succedendo alla squadra, noi stiamo parlando a livello globale per quello che sta succedendo nel mondo come pandemia. Non era il momento giusto per farlo, per rispetto di tutti quelli che rispettano le regole, non era il momento perché era anche 2 giorni prima di una partita, quindi questo è stato una decisione anche per dare un segnale, perché siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo da esempi. Gianluca Dennino, La Stampa. Sì, buongiorno mister. Questo forse è un derby un po' della paura, cioè della paura di perdere sia da parte di Juventus e di Torino vista la situazione in classifica. Lei teme questo effetto paura sulla sua squadra? Grazie. No, il derby è sempre un derby e quindi c'è sempre la stessa voglia di vincerlo, sia da una parte che dall'altra. E non ho mai giocato un derby con la paura di perdere, perché anche se magari sia nel Milan che nella Juve eravamo in situazioni diverse, però il derby è sempre una partita a sé, non parti già con l'obiettivo di non portarlo a casa. L'obiettivo è essere sempre quello di poterlo vincere per far contenti alla squadra e far contenti poi anche tutti i tifosi. Romeo Agresti, Gol.com. Buongiorno mister, le chiedo come sta Chiellini e in generale se ha studiato magari qualcosa di diverso a livello tattico in questa pausa, magari un 4-3-3 puro, se lo vedremo mai da qua al termine della stagione. Grazie. Chiellini sta bene, è rientrato dalla nazionale perché non poteva giocare la seconda e la terza perché era su un campo sintetico, quindi ringraziamo anche Mancini che ce l'ha fatto tornare a casa prima, si è allenato bene, a disposizione, quindi speriamo di poterlo vedere in campo ancora a lungo. Abbiamo studiato delle varianti, come è normale quando c'è tempo per poter lavorare, avere magari delle idee diverse, però poi sono da mettere in campo, non abbiamo avuto i giocatori, quindi era difficile proporle agli altri. Alberto Mauro, Il Messaggero. Buongiorno mister, volevo chiederle se lei pensa di giocarsi il suo futuro alla Juventus nelle prossime 2 partite Torino e Napoli, grazie. Torniamo sempre su questo discorso, penso siano già state dette tante cose, è stato ribadito dalla società, però io penso partita o partita, penso a far bene il mio lavoro, poi è normale che se perdi 10 partite è giusto che vai a casa, però il mio obiettivo è quello di far bene e di continuare a lavorare nella Juventus. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buongiorno Andrea, volevo chiederti se su Szczęsny siete definitivamente tranquilli in vista di domani, visto che rientrava da una nazionale con qualche problema anche lì di Covid, e cosa pensi della squalifica di Buffon arrivata a 100 giorni dopo il fatto? 5 giorni dopo il fatto? No, dopo 100 giorni dopo. Sì, no, non ce l'aspettavamo più, ormai la squalifica di Gigi, poi è arrivata anche quella. No, Szczęsny è da valutare, aspettiamo il tampone, poi vedremo se sarà disponibile per giocare, se no c'è pronto Pinsoglio. E chiudiamo con Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, le chiedo come ha ritrovato la squadra, se ha visto nei ragazzi lo spirito giusto, perché in questo finale di stagione bisogna raggiungere ancora degli obiettivi importanti, se proprio vede la squadra che rema nella stessa sua direzione, se c'è unità di intenti. Grazie. C'è unità di intenti, ma c'è sempre stato. La squadra ha sempre pensato ad un solo obiettivo, poi a volte ci siamo riusciti bene, altre male, però ha sempre avuto un solo obiettivo in testa, ha sempre girato e pensato tutti dalla stessa parte e continuerà a farlo fino alla fine della stagione.